Le scelte del governo contenute nel decreto lavoro del 1° maggio non sono piaciute alla CGIL. Il segretario Landini ha evocato lo sciopero nazionale come risposta del sindacato. Matteo Salvini, di passaggio a Vicenza, invece rivendica la bontà delle scelte fatte e rilancia. Il governo può star simpatico o antipatico, però il 1° maggio ha approvato un aumento in busta paga per tutto il 2023 fino a 100 euro al mese. Un sindacato di sinistra, un partito di sinistra cosa fanno? Dicono bene, invece vogliono bloccare gli aumenti di stipendi per gli operai e per i lavoratori. Noi tiriamo dritto, anzi io ho invitato i sindacati al mio ministero settimana prossima perché l'Italia ha bisogno di lavori, di cantieri, di opere pubbliche, porti, aeroporti, strade, autostrade e ferrovie. A proposito di opere pubbliche, il ministro annuncia di stare eseguendo una ricognizione puntuale, opera, per valutare cosa può essere realizzato entro giugno 2026 ed eventualmente spostare le linee di finanziamento per concentrare gli sforzi. C'è la bretella, c'è la provinciale, ci sono le infrastrutture ferroviarie, c'è l'alta velocità e io ringrazio il sindaco che in anni difficili ha smosso la città, l'ha portata avanti e quindi sta andando a inaugurare e ad avviare cantieri e opere che si aspettavano da tanto tempo e quindi sono orgoglioso di quello che Francesco e la sua squadra hanno fatto a Vicenza, come sono orgoglioso di quello che Conte e la sua squadra hanno fatto a Treviso. Emergenza siccità. Il leader del Carroccio, in veste di commissario, venerdì coordinerà la prima riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. I troppi no hanno bloccato dighe, invasi, ripulitura dei fiumi, sistemazione dei boschi e poi o c'è la siccità o ci sono le alluvioni. Quindi bisogna far ripartire le dighe ferme a troppo tempo e come Ministero abbiamo già investito più di 1 miliardo di euro contro la dispersione idrica da distribuire ai comuni e conto che faremo sempre di più e sempre meglio. Solo dal Veneto arriveranno più di 200 progetti per mano di Luca Zaia dai territori. Territori che attendono da tanto tempo l'autonomia. È stata approvata in Consiglio dei Ministri la legge sull'autonomia, adesso tocca al Parlamento entro la fine dell'anno quello che sembra un sogno di modernità, di efficienza, di identità, di merito, di risparmio e di sguardo rivolto al futuro, l'autonomia, quindi il leone che non toglie niente a nessuno, ma premia chi spreca di meno e chi amministra meglio, sarà realtà e quindi questo anche grazie ai sindaci, ai cittadini, ai militanti della Lega che non hanno mai mollato.